No, lo paghiamo da ministro. Facesse un po' anche il ministro. Berlusconi cerca in questa forma di drammatizzare, di fare il giudizio di Dio, la lotta fra il male e il bene, sinistra e i magistrati e la sinistra, secondo questa più o meno questa è la variazione da una città all'altra, e sta cercando di forzare perché vuole richiamare il suo popolo, la sua gente, a dirgli: ma lascia stare di lamentarti se non ho fatto niente per il fisco, eccetera eccetera. Guarda che qui c'è in gioco Berlusconi, c'è in gioco un'idea, c'è in gioco la sinistra, c'è in gioco questa roba qua, cercando di tacitare i problemi e di portarli di nuovo al grande affidamento a Berlusconi. Ora noi, il nostro problema è come la prendiamo su sta roba. Io dico, per noi sono elezioni regionali e comunali, dove ci sono. Naturalmente noi non ci sottraiamo neanche al confronto nazionale, però ormai Berlusconi sì, Berlusconi no, ci interessa il giusto. Non è che l'Italia possa girare sempre attorno a Berlusconi sì, Berlusconi no, e che noi dobbiamo sempre essere speculari a Berlusconi. Noi dobbiamo attaccarlo, dobbiamo confrontarci, dobbiamo discutere. Salutiamo Bortolussi che deve andare a farsi un giro. Noi lo contrastiamo, ci opponiamo, però non ci rispecchiamo, non siamo speculari a Berlusconi, per il buon motivo che continuo a ripetere, che lui non può più dir nulla al futuro di sto paese, invece noi dobbiamo dire qualcosa al futuro di sto paese. Questa è la differenza. E quindi mentre lo combattiamo dobbiamo anche schiodarci un po' da lì, perché il paese non può morire sotto questa roba qui. E quindi naturalmente con questo, ripeto, ci confrontiamo. Lui, se vuole il giudizio sulla sua persona, Berlusconi eccetera, possiamo darlo. Io ricordo sempre che lui ha detto ancora ultimamente che ha governato più di De Gasperi lui, quindi è più di De Gasperi, e purtroppo, caso strano, è anche vero. Pensate come si è messo, lui ha governato più tempo di De Gasperi, e io dico sempre, ecco, fammi il riassunto, perché De Gasperi avrebbe fatto il riassunto di quel che ha fatto. Tu mi vuoi fare il riassunto? Tu e tutti i tuoi, compreso la Lega, perché qui è 15 anni che ce l'abbiamo in giro, gli ultimi 9 anni ha governato 7 anni, adesso per favore ci fate il riassunto, che così diciamo sì o no. Io sfido qualcuno a dire cosa è venuto fuori di nuovo e di positivo per questo paese. Ditemi una cosa: abbiamo meno tasse, abbiamo più occupazione, che cosa abbiamo? Allora, lì bisogna cominciare ad andare al dunque di questa vicenda. È possibile che i problemi sia sempre colpa degli altri? Non funziona la giustizia, colpa dei magistrati, non funziona la pubblica amministrazione, colpa dei dipendenti fannulloni, e l'immigrazione è colpa della sinistra, è sempre colpa degli altri. Ma dico, con dei geni come Tremonti, Brunetta, Gelmini, tutti i geni, ma dico, volete risolvere anche qualcosa? Io credo che questo sia... perché non possiamo lasciarli. Adesso Bortolussi diceva una cosa, poi la spiegazione ce l'ha degli interrogativi che faceva, perché veramente sconcertante, no? Adesso lui faceva un elenco di cose, ma guardate l'ultima vicenda tempo fa, via Padova-Milano, che non è una via periferica, né? Uno scontro fra etnie, macchine ribaltate, una confusione micidiale. Dico, dopo 2 nanosecondi davano la colpa a me. Ma ragazzi, ma avete la Bossi-Fini, avete il ministro degli interni, governate la Lombardia assieme a Formigoni, avete il comune di Milano, ci avete decorato, non vi manca niente.
E la colpa è nostra. Adesso qui bisogna che noi siamo un po' più combattivi su questo punto, perché il tema comincia a emergere. Per cui ti viene anche il dubbio, perché o sono incapaci totalmente, eccetera, o ti viene anche il dubbio, un altro dubbio, che loro, in realtà, loro ci campano sui problemi. Non è che bisogna risolverli, perché a questo punto non servono neanche più, campano sui problemi. Finché c'è un'immigrazione disordinata con le cose eccetera, campano sul problema, ma adesso te governi lo devi risolvere, no? Non puoi usare furbescamente il governo per fare il consenso, devi usare il consenso che hai per fare il governo, per risolvere i problemi dei cittadini e non far sempre della propaganda sul governo. E questo è un punto che bisogna poco a poco disvelare nel loro meccanismo, perché il loro meccanismo è quello lì. La differenza con noi è quella lì, che noi esageriamo dall'altra parte. Vediamoci, perché non puoi neanche far governo prendendo cazzo il consenso. Neanche, perché, no? Però la logica della democrazia vuole che tu il consenso che prende il cittadino lo usi per dare risposta a tutti i cittadini. Questa è la logica della democrazia. Se invece dal giorno dopo ti metti solo a fare propaganda, e non solo quelli che lo fanno tutti così, perché Zaia quelle robe lì, non so se qualcuno ci guarderà, dice una piccola, ma quando tu usi un ministero per farti gli affari tuoi, per il consenso della tua regione, è uno scandalo. O ci siamo ormai privatizzati che non ci fa scandalo più niente. È uno scandalo. Altro che valle. Perché tutti i ministri hanno un luogo, Io avevo la mia regione, non c'era l'altra regione, c'era l'altro. Ma uno dei primi compiti, che sono tutti figli tuoi quando sei lì. Tutti, il sud, il nord e l'est e l'ovest. E se perdiamo di vista questo punto qui, è fermato. E poi questo modo qui che è fatto di propaganda, di favole, di cose, sono fatemi raccontare, sono stato recentemente all'Aquila, che è il paradigma di tutto questo, il paradigma, nella situazione più drammatica. Che sono andati là, hanno voluto battere il record mondiale dell'alloggio definitivo, eccetera, il record mondiale, benissimo. Poi, qualche settimana fa è andato Berlusconi con Bertolaso e ha detto al sindaco, arrivederci, che noi andiamo, perché la carovana dei miracoli si è trasferita dall'altra parte, è rimasto là il sindaco, 18.000 a posto, sì, con qualche piccolo particolare, non sono mica le fogne, non è quelle case lì. Cioè non ci sono mica i trasporti, la gente si deve muoversi da altre cose, mica niente, vediamoci, Dopodiché ce n'è altri 30.000 là in giro e scoprono che ci sono 4 milioni e mezzo di tonnellate di macerie che in un anno nessuno ha mosso, che non può intervenire a risanare niente, a rimettere a casa in genere perché ci sono ancora lì le macerie, e dice tocca al sindaco. E dove se ne mette il sindaco? 4 milioni e mezzo di tonnellate di macerie, che ci vuole mezza Italia per sistemare. Allora, allora noi questa favola, questa cosa, e questo modo qui soprattutto ci ha fatto un danno, sono una farò lunga, ma questo è il punto di fondo che dobbiamo in tutti questi giorni cercare di disvelare. Noi ci ha rovinato in questa crisi qua. Adesso non dico che noi avessimo la possibilità chissà di fare che cosa, perché la crisi è mondiale, quello che volete, però guardate, ve lo dico, io un po' ci ho lavorato queste cose. Guardate, io sono veramente, non so, irritato, non so come dire, perché noi questi hanno fatto un danno, questi guardi, serio, con questa storia che non c'è il problema e non c'è il problema, e che passa, che stiamo facendo, ci ha fatto un danno serio, perché noi siamo un curioso paese, gli italiani sono fatti in un certo modo, siamo fatti in un certo modo, se li metti davanti al problema, lo sforzo c'è, se lo mangi il problema. Se gli racconti che non c'è, tutti possiamo pensare che lo stellone poi aggiusta le cose. Non è vero, noi dobbiamo andare in lavoro alla prossima generazione, ragazzi. Cioè non è una bazzecola. Qui ci passa davanti una fase nella quale noi abbiamo in gioco non solo il presente, ma un pezzo del futuro.